Eder. Mech. Pallister. Claudio, mi senti? Sì, ti sento, sì, ciao, buondì. Senti, stamattina a Storie Italiane Sebastiano Visentin ha raccontato un aneddoto di non lo so quanti anni fa, che praticamente Lilli gli aveva chiesto di accompagnarla a una riunione allo stadio di Muggia perché gliel'avevi chiesto tu, ma non gli ha detto il tuo nome, gli ha detto me l'ha chiesto il presidente di andare, che mi puoi accompagnare, e lui l'avrebbe accompagnata. Quando sono arrivati là però c'eri soltanto tu e nessun altro, e Lilli avrebbe detto a Sebastiano da parte: portami via da quest'uomo. Ti risulta che è successa questa cosa? Ti ricordi un fatto che è successo di un raduno allo stadio di Muggia? Mi ricordo benissimo quell'aneddoto perché si tratta della commemorazione dopo 40 anni della nostra staffetta, che è un record mondiale, mia e di altri 3 miei consoci, che abbiamo fatto a Muggia, su quella stessa pista, il 10-12 ottobre del 75. Questo succedeva 40 anni dopo, perciò nel 2015 io le ho detto che facevamo questa festicciola, questa commemorazione, siccome anche lei probabilmente se la ricordava, perché è una cosa che è durata 36 ore, se non erro, in tutto. Eravamo 4 più una riserva, mancava uno dei 5 perché Andrea Calò era in Puglia a trovare i suoi parenti in quel giorno. Stiamo parlando del 10 o 12 ottobre del 2015, perché erano 40 anni dall'avvenimento. Eravamo lì noi, cioè io, mia moglie, mia figlia, mi sembra con mio genero, lei e Sebastiano e gli altri ragazzi. Abbiamo fatto 1 o 2 giri di pista per commemorare quell'avvenimento e dopo tutti assieme, loro 2 anche Sebastiano e Liliana, siamo andati alla pizzeria alla Tappa, che dallo stadio di Muggia dista meno di 1 chilometro, a mangiare la pizza tutti assieme. Questa è la verità di quel giorno ed era 10-12 ottobre del 2015. Sul mio libretto c'è scritto quando noi abbiamo fatto quella staffetta 4 per 100 km, cioè ognuno di noi 100 km su pista. È una staffetta mondiale perché è una specie di record del mondo, non l'ha fatto mai nessuno. Noi l'abbiamo fatta in quella occasione e nessuno più lo ripeterà, perché trovare 4 deficienti, chiamiamoli fra virgolette, in grado ognuno di farsi da solo su pista 100 km, in un secondo che gli dà un cambio, un terzo che gli dà cambio al secondo, in un quarto e ultimo che dai il cambio al terzo e finisce 400 km di pista. Vuol dire qualcosa come la pista a 400 metri diventano 1000 giri di pista, 400 metri a giro, per capirci, 250. Allora non è vero che lei si è spaventata e ha detto portami via da Lei è quest'uomo. rimasta lì a guardare con noi tutti. Troverò, se serve, anche i testimoni, perché di questi 5 ragazzi 4 sono ancora vivi e vegeti, miei ex compagni di società di allora. Ecco, il marathon non era ancora nato ufficialmente, perché abbiamo ancora addosso la maglietta dell'ASCA, Associazione Sportiva Culturale Agegas, della quale tutti facevamo parte. Per cui Vabbè. una staffetta ufficiale fatta 40 anni prima, e nel 2015 l'abbiamo commemorata, perché 40 anni è Un traguardo, sì, insomma, è un anniversario importante. Eravamo non tanti, ma una buona decina di persone. E tutti siamo andati a prendere la pizza alla Tapa, che
è una pizzeria che lui conosce benissimo perché gli portava da sempre i coltelli affilati. E non solo, mi sembra, no? Pizzeria da tappa, E non solo, dico. non Muggiavecchia, Calita di Santa Barbara, ecco, ed è esattamente sopra lo stadio di Muggia. Ok. Scusa, anche questa è un'altra delle enormi frottole raccontate da Sebastiano. Io all'occorrenza troverò gli altri ragazzi, perché non ci frequentiamo più di tanto, sono passati 40 anni, ormai presto 50, tra il prossimo anno sono 50 gli anni, per capirci, e uno purtroppo non c'è più. Ecco, bene, io li posso portare a testimoni che il 10-12 ottobre del 2015 abbiamo fatto la commemorazione lì, così, per conto nostro, e siamo andati tutti assieme a prendere la pizza alla tappa, altro che portami via da qua. Altra bugiardata di Sebastiano, tra le centinaia di altre, ne ha aggiunta una gratis che faceva meglio non toccare il tasto, perché ha perso un altro punto, per capirci. Ok, ti saluto. La notizia è veramente di pochi istanti fa, siamo qui all'interno del Parco di San Giovanni, l'ex OPP in quest'area verde, ecco dove vedete qui, nel quale Andrea, ecco, mostriamo, ci sono carabinieri, polizia, e tra quella vegetazione è stato trovato un cadavere all'interno di un sacco nero. Le nostre fonti ci dicono che effettivamente potrebbe trattarsi di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni che è scomparsa dal 14 dicembre scorso. Dunque le ricerche si sono concentrate qui, un cadavere è stato trovato, ora le ricerche sono proprio, le operazioni sono in corso in questo momento, vedete i soccorritori, e le nostre fonti ci dicono sì, potrebbe trattarsi del corpo di Liliana. Naturalmente è una notizia che dobbiamo confermare. Come avete sentito dalla sua stessa voce, Claudio Sterpin adesso sta finalmente molto meglio. Un'altra cosa andiamo a notare: quando a Trieste si diffonde che è stato trovato un corpo all'interno di un sacco nero è ancora giorno, ed è molto prima di quando Sterpin sarà chiamato a commentare la notizia, per cui quando lui usa la espressione "se in un sacco nero non va bene", potrebbe avere già sentito la notizia su Tele4. Infatti Ring quel pomeriggio era in diretta e ha commentato questo aspetto in tempo reale. C'è una novità insomma, piuttosto importante. Buonasera Gianluca. Buonasera Umberto, grazie della linea. Allora sì, è una notizia che sta viaggiando ovviamente in tutte le cronache triestine, perché è stato ritrovato un cadavere qui all'ex OPP di San Giovanni, un cadavere pare avvolto in due sacchi neri, uno che copriva la testa, uno che copriva il resto del corpo, con il busto scoperto. I pompieri stanno lavorando per aprire la rete e vederci chiaro. Ovviamente le cronache che ben conosciamo, tutto fa pensare, ma è da confermare, a Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa ormai dal 14 scorso. Pare che questo cadavere abbia un giubbotto grigio chiaro, che indossa questo tipo di giubbotto, e la corporatura sia esile, e pare che sia anche confermato il fatto che sia una donna, quindi ovviamente tutto fa pensare a questo. Pare che anche il marito sia stato contattato proprio per venire qui, Sebastiano Visintina, ed eventualmente quindi effettuare il riconoscimento del corpo della moglie scomparsa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.